Si produce senza sosta, questa farina imbustata e impacchettata raggiungerà nei prossimi giorni gli Emirati Arabi. Siamo a Masera di Padova, al granaio delle idee, azienda nata 20 anni fa. Il 25% della produzione oggi è destinata al mercato estero. La gallina dalle uova d'oro, qui, è la miscela di farina già pronta per preparare un pane che riduce il colesterolo. Il nome è Salus, è ricco di fibre, contiene i beta-glucani dall'avena e, come dimostrato da uno studio dell'Università di Padova, può migliorare anche il controllo glicemico di chi ha il diabete mellito tipo 2. Abbiamo sviluppato con l'Università di Padova una ricerca che crea delle evidenze per cui chi è affetto da diabete e assume il pane funzionale migliora il livello glicemico. Un'intuizione dell'imprenditoria Made in Nord-Est che proprio grazie al mercato estero è riuscita non solo ad affrontare la crisi ma addirittura a crescere. 35 oggi dipendenti, un desiderio avverato per l'imprenditore Federico Allamprese. Aveva 20 anni quando ha deciso di mettersi in proprio per riprendere una tradizione di famiglia. Il nonno era mugnaio, morto giovanissimo, ma la storia, si sa, fa il suo giro. Sono amante di tutto ciò che fa bene e che viene prodotto senza additivi chimici e per me è stata un'evoluzione naturale.